Ecco qua siamo con i signori Trevisan, voi avete una concessione edilizia, perciò siete autorizzati a fare quello che stavate facendo, però di fatto è che ogni volta che incominciate vi arrivano polizia, carabinieri e vigili. Lei, signor Trevisan, che è il figlio della signora Bruna, ci parlava di diritti, insomma. Sì, diritti, perché se c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che permetteva di mettere la recinzione, vuol dire che, cioè, tra l'altro la sentenza afferma che noi siamo proprietari di metà della carreggiata della strada, come il resto degli abitanti di questa via. Difatti questa via... Perché vedo che c'è anche lì un ingresso di garage. Cioè, praticamente tutti gli abitanti di questa strada sono proprietari del pezzo di terra di fronte, perché di fatti ognuno si è pagato l'asfalto. Il signore che si è comprato la casa si è pagato 15 milioni di strada. Di vecchie lire. Esatto. Lei mi parlava prima di concessione edilizia o passo carraio di un'altra via, non di via Buonarroti, personalmente ho fatto via Palazzine. Ho fatto la richiesta all'ufficio tecnico del comune di Portogruaro, la licenza edilizia era in via Palazzine. Perciò qua credo sia materia da avvocati a questo punto, perché visto che ci sono 20 anni di causa, penso proprio di sì, no? Sì, sembrava quasi risolto, perché 20 anni, ma in Italia non c'è niente di... Su questo non posso esprimermi. Vabbè, staremo a vedere. Io tengo monitorato qua, anche perché penso che liti tra vicini di questo calibro, mi passi il termine, se ne sentono parlare spesso. Magari può far testo, può essere anche di chiarimento per altre situazioni simili. Questo. Sì. Cioè, sicuramente c'è materia. Perché qua si lasciano o si rilasciano concessioni con forse superficialità, o si pensa una cosa poi il tempo dimostra un'altra. Gli avvocati si arricchiscono, mettiamola così. Bene, io vi ringrazio. Arrivederci. Buon